scuola e cose varie. Allora, oggi devo portare Art of Fire, devo continuarlo, siccome è diventata la serie principale, ecco. Allora, dobbiamo dichiarare guerra alla Polonia. Facciamo partire il coso. Garry's Mod mi farò un po' di meno perché ne ne avevo fatti veramente tanti. La data l'ora, ecco, qui pubblico i video, di solito li pubblico di notte perché ci mette veramente tanto a caricarli, 1 o 2 ore, quindi preferisco pubblicarli di notte che la mattina sono già online quei video. Allora, 25 febbraio, quindi verso la fine di sto mese. Oh, manca un po' di più, non so perché. Tra l'altro ho aggiornato il gioco e più avanti porterò la Millennium Down mod che porta il gioco dalla seconda guerra mondiale ai tempi d'oggi. Ok. Volendo potremmo farci altre truppe. Poi più avanti porterò un gameplay di, come si dice, Europa Universalis, ci porterò una serie e farò anche una partita sull'online di sto gioco. Qua no. Qua Vernal Show. Sarà un po' duro qua vincere. Dove siamo ancora all'inizio. Allora, ci vediamo quando inizia la guerra, cioè che il 25 febbraio tra 3 secondi. Ok, adesso possiamo dichiarare guerra. Intanto sta perdendo la Spagna nazionalista Montaldi. No, non possiamo neanche aiutarli. Allora, adesso possiamo dichiarare guerra subito all'altra nazionale. Prima facciamo Nations. Ci facciamo così. Il gioco è sincero, 99% ancora a favore degli attaccanti. Poi evidentemente manderemo tutti solo i nostri aerei qua in questa regione. Facciamo bombardare la città, no, la città no, solamente le forze armate. La città ci serve. Poi dalla Polonia potremo allearci con l'USSR. Ora possiamo mettere altre unità. Allora, scusate, sentite il rumore della televisione, ma
se si sentiranno nel video, non lo so. Ho il volume un attimo un po' alto. Allora, qua no. Ci vediamo quando abbiamo conquistato la Polonia. Di prendere il video un po' prima, perché ci basterà prendere Varsavia per poi prendere tutto il controllo in generale. Poi tecnicamente dovremmo prenderci tutta la Polonia. Poi prendiamo la Cecoslovacchia e dalla Cecoslovacchia poi saremo qua sotto. Allora, la Spagna la lascerei così come, tanto non è molto importante. Insomma, in fin dei conti, anche se vince la guerra, la Spagna nazionalista non ci resiste per niente. Allora, qua possiamo già iniziare a spawnarci i soldati. Direi di aumentare il numero di una truppa. Volendo possiamo anche renderci i soldati più potenti con di nuovi supporti. Presto aggiungerò altre mod in generale. Di farcela 2 carremati leggeri e poi ci mettiamo supporto antiaereo e polizia militare. Basta, direi che potrebbe già andare bene. Mettiamoci anche questo e salviamo. Ok, qua invece la SS Division modifichiamo. Mettiamo un simbolo più figo. E ci aggiungiamo più cose. Facciamo salva. Bene, sono molto più potenti le nostre unità. Adesso la resistenza all'occupazione. Ora abbiamo Himmler, non sembra che faccia molto. Allora, direi adesso di farci la renovation. E qua invece ci alziamo un po'. Devi prendere questo qua. Bene, Varsavia. Dobbiamo prendere Danzig. Questo la conquisteranno in pochissimo tempo. Allora,
Adesso dobbiamo semplicemente creare nuove truppe. Allora, cosa potremmo fare? Allora, io direi adesso di fare un attacco ad Anzica. Ci vediamo quando poi sono riusciti a conquistare. Tutto quanto un po' più rosso è diventato. Quando sono riusciti a conquistare, anzi a conquistare con la Polonia. Ok, praticamente abbiamo distrutto la Polonia, non può più resistere. Facciamo così, così almeno lo conquista il più possibile. Stiamo prendendo le ultime due città. Vediamo un po'. Sì, non hanno più niente. Non so più il 41% dei punti loro. Tra poco si arrenderanno. Bene, sono già arresi. Prendiamo tutti gli stati. Facciamo take all the state. E niente. Mannaggia. Allora, qua invece alziamo gli iscritti a extensive conscript. Però abbiamo limited, infatti stiamo finendo la manodopera. Allora, ok, perfetto, possiamo alzarlo. Guardate adesso quanto si alza, là, 2 milioni. E da 2 milioni riusciamo a fare molte più cose. Allora, penso che siamo già arrivati a 15 minuti. Controllo. No, siamo arrivati a 10 minuti. La Polonia l'abbiamo conquistata. Niente, adesso forse magari riusciamo anche a conquistare la Cecoslovacchia, ma non penso, perché iniziano già dagli garantii di indipendenza. Quindi da ora in poi cercheremo di salire in modo economico, ecco. Ora dobbiamo stazionarci tutte le truppe qua al fronte. Però forse la Cecoslovacchia dovremmo riuscire a prenderla. Proviamo. Anche se ho dei dubbi. Sotto mi sa. No, sembra che non diano l'aiuto. Perfetto. Senza aiuto non riusciamo a buttarli giù tranquillamente. Allora, questi qua li buttarli. Vedo che stanno vincendo. No, no, ma adesso possiamo anche darglielo. Fino a 6 noi gli diamo 4 per soldati. Ok, perfetto. Ora dobbiamo semplicemente attendere che la Cecoslovacchia sia finita, gli dichiariamo guerra, la conquistiamo e poi dichiariamo le truppe qua. E assalteremo la Francia passando per il Belgio, perché dove c'è la Damagino faremo un suicidio. Allora, sarebbe un suicidio attaccare da lì, a quel punto. Quindi cacchio, ha laggato un po' quando fa 53 divisioni. Noi dividiamo a metà.
Non sembra che... Ah, ecco qua. E sono 27. Sono sempre tanti, quindi pigliamo un Field Maréchal. Questo qua lo schiereremo proprio qua davanti, che bloccherà l'avanzata dei francesi. Allora, qua lui lo mettiamo qua al confine. Allora, ok, siamo arrivati alla Spagna nazionalista e metto qua le truppe ai confini. Qua si interrompe della TV un po' alto. Ok, siamo arrivati a 15 minuti. Do un'occhiata. Siamo messi a 16 minuti, quindi io direi posso chiudere il video. Commentate, iscrivetevi e mettete mi piace. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.